sul lavoro in un cantiere edile a Sottomarina. Andrea Canzonieri, operaio di 21 anni, ha perso la vita dopo essere stato colpito alla testa da una lastra di metallo. L'appello unanime: queste tragedie devono finire. Dopo lo sciopero di dicembre, oggi i metalmeccanici hanno organizzato presidi nelle principali aziende, anche nel veneziano, da Fincantieri e Superjet. Soddisfazione dei sindacati per l'adesione. Operazione della Polizia Postale contro la pedopornografia online, 6 arresti, 7 perquisizioni in tutto il Veneto. Gli indagati hanno tra i 51 e i 70 anni. Non mi sento più sicura nemmeno in casa mia, le leggi devono cambiare. Amareggiata e arrabbiata parla Miriam, che in 2 mesi ha subito un furto e un tentato furto. Sopralluogo del sindaco Brugnaro nei cantieri del Bosco dello Sport. L'arena procede secondo cronoprogramma. A breve ci sarà la posa della prima pietra dello stadio. Nel Veneto dell'emergenza abitativa, 400.000 appartamenti sfitti. Il paradosso e l'appello di Sunia e CGIL alla Regione: destinare al problema almeno l'1% del bilancio. Domani pomeriggio, nel sabato clou del Carnevale, allo stadio Penso arriva la Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti residenti nella regione Lazio. Buonasera, ben ritrovati in diretta con il telegiornale di Venezia. In apertura la tragedia, l'ennesima sul luogo di lavoro. A perdere la vita è un ragazzo giovanissimo, appena 21 anni. Siamo a Sottomarina, il suo nome era Andrea Canzonieri, ha perso la vita in un cantiere edile in via Marco Polo. È stato colpito alla testa poco prima di mezzogiorno da una grossa lastra metallica per getti in opera durante il turno di lavoro per la costruzione di un nuovo condominio in via Marco Polo a Sottomarina. Per lui non c'è stato nulla da fare. Così ha perso la vita Andrea Canzonieri, operaio di 21 anni residente nel Vicentino, l'ennesima vittima sul posto di lavoro. Tempestivo l'arrivo del su M118, intervenuto anche con l'elisoccorso, ma ogni tentativo di salvare il ragazzo è stato vano. Troppo gravi le ferite riportate. Il paese è sconvolto. Uscire la mattina, salutare magari i genitori, dire ciao, ho fatto colazione, tutto a posto, ci vediamo, e poi perdere la vita in un cantiere di lavoro insieme poi vicino ai colleghi di lavoro, mentre si sta anche lavorando sodo, perché io abito proprio lì vicino. È un cantiere comunque importante, da giorni che stanno lavorando anche tante persone. L'appello è quello veramente di prestare la massima attenzione, perché una svista, un errore umano, una fatalità, mai dar per scontato, ma a me non accade, ma sì, abbiamo sempre fatto così. Dispiace tanto. È lavorando molto grave, tanta gente che muore. Troppa. Sul posto carabinieri, polizia, sanitari del SUEM e tecnici dello Spisal per ricostruire la dinamica dei fatti. Unanime l'appello dai sindacati. Dobbiamo decidere di mettere al primo posto la sicurezza sul posto di lavoro. La sicurezza sul posto di lavoro non deve essere una spesa, ma una possibilità di lavorare bene. È un stillicidio, è una cosa che non si riesce più a redimere. Con la Regione Veneto c'è un protocollo impiantato che non riesce ad andare avanti. Sono sicuro che con i protocolli non si risolvono i problemi, ma non si può essere qua sempre a piangere i morti. Bisogna fare di più e fare meglio. Cordoglio è arrivato dal presidente ANCI Venezia, Giovanni Salmistrari. Siamo attoniti, ha detto: ogni morte sul lavoro è una ferita per tutti noi. I cantieri edili hanno sempre dei rischi, le norme sulla sicurezza sono chiare, vanno seguite pedissequamente. Come associazione dei costruttori continueremo nel nostro impegno sulla formazione, sui controlli. Ogni incidente ci invita a fare di più. Siamo vicini ai cari e ai colleghi di questo ragazzo. Dopo lo sciopero del 13 dicembre, oggi i sindacati uniti hanno replicato con iniziative di sciopero in tutta Italia, presidi nelle principali aziende del veneziano, da Superjet a Fincantieri. Siamo con la categoria dei metalmeccanici. Stiamo facendo i presidi su tutte le aziende della città metropolitana di Venezia. Non dobbiamo dimenticarci che oltre al contratto nazionale abbiamo delle crisi strutturali aperte. Oggi siamo nel perimetro di Tessera, qui c'è la situazione di Superjet International che continua ad essere assolutamente critica. È necessario un intervento del governo e delle istituzioni per cercare di trovare una soluzione anche alla luce dei nuovi assetti geopolitici che ci sono. Le altre crisi che abbiamo nel territorio continuano a essere quella di Speedline, che sta trovando
facendo un suo assetto, ma anche nella Venezia orientale abbiamo criticità nella Lafert e nella Perego. È necessario che il lavoro che stiamo facendo con le istituzioni e con l'unità di crisi ci porti a trovare al più presto delle soluzioni che convergano con il contratto nazionale per ridare salario e stabilità ai lavoratori e alle imprese del territorio. Nuova operazione contro la pedopornografia online. Ci sono 6 persone arrestate, 7 in tutto le perquisizioni, alcune pensate addirittura scoperte in flagranza. Vediamo. In un caso, nel caso del soggetto più anziano, abbiamo notato che il soggetto aveva una particolare tignosità e meticolosità nel catalogare ed archiviare il materiale scaricato. In casa migliaia di file con materiale pedopornografico, in un caso meticolosamente archiviati in raccoglitori di DVD, con la maniacale ossessione di un collezionista. Nuova maxi operazione della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Venezia, coordinata dalla Procura di Venezia e in collaborazione con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Mesi di indagini, poi le perquisizioni che hanno portato all'arresto di 6 persone e alla denuncia di una 7ª. I soggetti arrestati e indagati risiedono nelle province di Venezia, Padova, 2 e 2 rispettivamente. Un soggetto risiede nella provincia di Belluno, 1 a Rovigo e 1 a Verona. In alcuni casi, al momento del nostro ingresso in casa, gli operatori hanno trovato i dispositivi dei soggetti connessi ad internet intenti a condividere proprio il materiale pedopornografico. Gli arrestati hanno tra i 51 e i 70 anni, risiedono in quasi tutte le province del Veneto. Lo scambio avveniva tramite siti specializzati ed app difficilmente tracciabili. L'operazione si chiama Custodia Prospes, a significare che il nostro obiettivo ultimo è non tanto l'arresto dei pedofili quanto la tutela dei minori, quindi la protezione per una speranza futura, la speranza che è rappresentata dai minori. Un'operazione che segue quella del 28 gennaio scorso, che portò a 12 arresti e 14 denunce con perquisizioni in 18 città d'Italia, decine di migliaia i file sequestrati. Stamane anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha espresso la sua soddisfazione. La pedopornografia, ha scritto, è uno dei reati più gravi e odiosi in assoluto, va contrastata a tutti i livelli. Esprimo un sentito ringraziamento a cui sono certo si unirà quello di tante famiglie alla Polizia Postale del Veneto. Cronaca, i furti, non mi sento più sicura, nemmeno in casa mia, le leggi devono cambiare. Sono le parole di Miriam, che in 2 mesi, pensate, ha subito un furto e un tentato furto. Sono stanca, tanto delusa di essere reclusa in casa mia e con terrore. Ecco, questo. Perché non sono protetta, non mi sento protetta, non mi sento più sicura neanche in casa mia. In 2 mesi i ladri sono entrati 2 volte nell'abitazione della famiglia di Miriam Galzignato a Ballò di Mirano. Il primo furto a dicembre, intorno alle 17. Ci hanno messo a soqquadro tutta la casa, le 2 camere da letto, hanno tirato fuori tutto dall'armadio, hanno addirittura in camera di mio figlio tolto un quadro e battuto sul muro perché pensavo ci fosse la cassaforte su. Poi sono venuti giù, non so in che modo l'hanno trovata perché la cassaforte è nella sala caldaie e l'hanno tolta dal muro, è qui praticamente, l'hanno tolta dal muro e portata nel garage della mia macchina e con mazza e picco di mia proprietà, della nostra proprietà, l'hanno aperta, preso tutti i gioielli, i contanti che c'erano dentro e ci hanno lasciato lì le scatolette e la cassaforte per un totale di 30.000 euro di gioielli e 1.000 euro in contanti. A quel punto i proprietari hanno installato una telecamera, ma non è servito come deterrente, visto che mercoledì sera, all'ora di cena, c'è stato un tentativo di entrare in casa per la seconda volta, senza però riuscire a portare via nulla. I ladri sono entrati dal retro della casa, hanno divelto quel cancello e si sono diretti verso l'abitazione entrando dalla prima finestra che hanno trovato. Ho sentito un forte colpo al balcone e al momento non mi sono resa conto. Sono andata a chiedere spiegazioni anche a mio marito se aveva sentito lo stesso rumore, ha detto di sì. Gli faccio vieni a controllare, è venuto a controllare e abbiamo visto che avevano rotto il balcone
per tentare nuovamente di entrare in casa. Questa volta non li avevamo visti solo dalle immagini delle telecamere. Arrabbiata e amareggiata, Miriam lancia un appello. Ultimamente zona Ballò, Pianiga, Caselle di Santa Maria di Sala è molto gettonata dai ladri. Devono cambiare le leggi, perché qui in Italia purtroppo abbiamo leggi a favore dei ladri, dei delinquenti e non per il cittadino. È arrabbiata. Tanto arrabbiata. Cosa provo? È un senso di vuoto. Paura nel pomeriggio a Venezia, siamo nella zona di Canareggio, all'altezza delle fondamenta della Misericordia, dove 2 barche sono andate a fuoco. Una si è staccata dall'ormeggio colpendo l'altra ed è scoppiato l'incendio sul posto. I vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Nel video le immagini del rogo scoppiato a Canareggio. Sopralluogo del sindaco Brugnaro, siamo nei cantieri del Bosco dello Sport. L'arena procede secondo cronoprogramma, a breve la posa della prima pietra dello stadio. 1 mese e mezzo, 2 mesi al massimo dello stadio, abbiamo già fatto le prove. Insomma, una cosa penso meravigliosa che per il comune di Venezia ma per tutta la città metropolitana, per i giovani. Qui si farà sport ma si faranno anche spettacoli, si faranno i futuri sogni della città. Una grande soddisfazione. Il sindaco Brugnaro insieme al vice sindaco e assessore allo sport Tomaello ha effettuato un sopralluogo nel Bosco dello Sport a Tessera per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Il cantiere dell'arena sta proseguendo secondo cronoprogramma e in breve sarà avviato anche quello dello stadio, ha spiegato il sindaco, che l'ha definito la realizzazione di un sogno per la città. Voglio ringraziare tutta la gente che sta lavorando, penso in tutto l'ambiente, qua sono più di 400 persone fisse al giorno che lavorano più tutto l'indotto. Tantissime persone, c'è un entusiasmo incredibile. La prima occasione cominceremo a farlo vedere, dovremo anche inaugurarle prima o poi, devo mettere la prima pietra, siamo arrivati al tetto ormai. Un investimento complessivo di oltre 300 milioni per un luogo multifunzionale, attivo 7 giorni su 7, in grado di garantire la sostenibilità economico-finanziaria. Particolare attenzione all'ambiente, evidenzia il sindaco, con una superficie verde di quasi 79 ettari. Una grande struttura ecologica e sostenibile, in cui gli impianti sportivi sorgeranno in mezzo ad aree boscate, con la piantumazione di decine di migliaia di alberi e arbusti. Emergenza abitativa che rischia di aggravarsi ulteriormente, lo dice la CGIA del Veneto insieme alla Sunia, che sottopongono nuovamente alla Regione una lista di richieste e di priorità. 20.000 domande di edilizia residenziale pubblica giacenti, ma solo 135 gli alloggi assegnati nel 2024, mentre 7.000 rimangono sfitti. Come pure sfitti sono in Veneto 400.000 appartamenti privati che i proprietari sono riluttanti a mettere a disposizione. Il tutto mentre cresce il segmento degli affitti brevi e delle locazioni turistiche, oltre 550.000 posti letto contro i 212.000 delle strutture alberghiere. È di fronte a questi numeri che CGIL Veneto e Sunia tornano a incalzare la Regione. Non si può più minimizzare l'emergenza abitativa in atto, sbottano, che senza interventi programmati e investimenti rischia di aggravarsi ulteriormente. Noi pensiamo che sia necessario un intervento straordinario della Regione, oltre che il piano nazionale casa di cui ancora non abbiamo notizie, per dare risposta alle migliaia e migliaia di famiglie, soprattutto giovani coppie, che fanno difficoltà a mettere su casa. Pensionati, lavoratori a basso reddito, stagionali, migranti, ma anche studenti, il problema colpisce migliaia di persone e per affrontarlo serve un piano strategico. Chiediamo che almeno l'1% del bilancio regionale sia destinato al recupero di tutta quanta l'edilizia residenziale pubblica, che oggi è in uno stato di degrado. Chiediamo che ci siano progetti per gli studentati, chiediamo che ci sia un governo dei fitti che consenta alle persone di potervi accedere. Oggi i fitti sono inaccessibili per molte persone. Parlo di una regolamentazione dei fitti brevi, perché i fitti mordi e fuggi dedicati al turismo, oltre al fatto che sono diventati quasi il triplo delle disponibilità abitative nelle strutture alberghiere, hanno fatto lievitare i prezzi, rendendo il costo del fitto assolutamente impossibile per le persone normali.
Uno dei problemi che oggi abbiamo in Veneto del mercato del lavoro è il tema casa, per chi deve trovare un nuovo lavoro e sta cercando il lavoro. Da questo punto di vista noi lo diciamo chiaramente, bisogna essere concreti e conseguenti a queste dichiarazioni, mette le risorse come regione. Se Zaia è tanto innamorato delle grandi opere, oggi è arrivato il momento di fare una grande opera di carattere sociale sul tema casa, quindi edilizia popolare, rendere accessibile gli affitti e l'acquisto della casa per chi è già in difficoltà sotto il profilo lavorativo, ma ha la possibilità in qualche modo di costruire prospettive diverse per questa regione. Siamo a Spinea, dove sono stati premiati dall'amministrazione per un salvataggio eroico. 4 agenti della polizia locale hanno salvato una donna anziana del villaggio dei Fiori, immobilizzata e disidratata nel suo appartamento. Siamo arrivati al villaggio dei Fiori, dove all'abitazione della signora siamo saliti al piano e abbiamo provato a chiamare, a suonare il campanello, ma dall'interno non rispondeva nessuno praticamente. A un certo punto abbiamo sentito una voce flebile provenire dall'interno e da là abbiamo capito che forse c'era all'interno una persona in difficoltà. Lo scorso novembre 4 agenti della polizia locale di Spinea hanno salvato una donna anziana residente nel villaggio dei Fiori. La donna era rimasta immobilizzata per 2 giorni nel suo appartamento con febbre alta e disidratazione, senza riuscire a chiedere aiuto. Il fratello della donna, residente in Puglia, non ricevendo notizie da lei e preoccupato per il suo silenzio, ha deciso di chiamare le forze dell'ordine. Da lì poi sono intervenuti il 118 e abbiamo trovato questa persona riversa a terra che non stava bene, insomma, da qualche giorno era lì distesa. In riconoscimento del loro coraggioso intervento, l'amministrazione comunale di Spinea ha consegnato una targa di ringraziamento agli agenti Marco Bora, Daniele Ferian, Giuliano Sanna e Riccardo Ceccato. La cerimonia si è svolta nella sala consigliare del comune alla presenza del comandante Michele Cittadin, del vice sindaco Emanuele Di Tadi e dei membri della giunta. Che hanno salvato una vita di una persona anziana. Questo è un momento che ci deve far riflettere innanzitutto anche sulla solitudine delle persone anziane, ma l'importante è anche dare un messaggio, un segnale importante alla cittadinanza che la polizia locale è qui per noi e non è solo a far multe, ma anche persone che sono vicine proprio ai nostri concittadini. Domani pomeriggio al Penzo arriva la Lazio nel Sabato Clou del Carnevale, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti residenti nella regione Lazio. Domani pomeriggio alle 15 allo stadio Penzo di Sant'Elena arriva per il 26esimo turno di Serie A la Lazio di Marco Baroni, squadra di grandi ambizioni europee. Il gruppo per l'ordine della sicurezza pubblica dell'Osservatorio delle manifestazioni sportive ha in queste ore imposto il divieto di trasferta in Laguna per i tifosi ospiti residenti nella regione Lazio, vista anche la concomitanza in città con il Carnevale e un sabato di grande impegno anche sul fronte della pubblica sicurezza. Per il Venezia, come spiega mister Eusebio Di Francesco, questa è l'ennesima sfida cruciale per la salvezza, che dista ormai 6 punti con sempre meno partite a disposizione e un calendario decisamente impegnativo. Abbiamo dovuto lavorare tanto sulla nostra testa, sulla capacità specialmente di rimanere in partita fino al 95esimo, per non dire il 100° minuto, ed è quello un pochino che in certi momenti spesso in questo campionato ci è capitato. Questo atteggiamento, questa attenzione, essere nel focus della partita fino alla fine diventa determinante ed è una crescita che dobbiamo fare immediatamente. La Lazio è un avversario difficile e la partita potrebbe essere decisiva anche per il futuro della panchina di mister Di Francesco, che risponde così. La formazione in grande condizione, in grande forma, vedo una squadra viva che ha grandi alternative, hanno giocatori di gamba, hanno intensità. Marco Baroni sta facendo un ottimo lavoro. Sicuramente i periodi sono dei periodi positivi e meno negativi. Deve arrivare prima o poi questo periodo positivo un po' per tutti e ci dobbiamo credere, però questa è la consapevolezza di poterlo fare. Era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Il telegiornale di Venezia termina qui, arrivederci.